Bomo kar začeli, lepo pozdravljeni, dobro večer. Eni še prihajajo, v bistvu nas je že veliko in tako se pravi, da če je dvorana polna, se lahko dogodek začne točno. Ne? Tako da lepo pozdravljeni v Tržaškem knjižnem središču na Tržaškem večeru letošnje 35. izvedbe Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Tutti quanti gli italiani questa serata sarà un saltare di lingua in lingua, non tradurremo tutto, però il saluto iniziale mi sembra sia giusto farlo pure in italiano. Benvenuti nel Centro Triestino del Libro a questa serata triestina del Festival Literario Internazionale Vilenica. Naj takoj pozdravim od sebi enega od letošnjih slovenskih avtorjev Vilenice, Marka Kravosa, Tržačana. Poznamo ga, spoznali ga bomo še boljše med današnjim pogovorom. Saluto Marco Kravos, uno degli ospiti isoleni del Festival Vilenica di quest'anno, che è triestino, lo conosciamo però, lo conosceremo ancora meglio durante questa serata. Med nami pa pozdravljam zelo veliko veselje, da pozdravljam generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu, Vrkovka, saluto anche il console generale della Repubblica di Slovenia, Trieste, Vrkovk. Predvsem pa mi je pri srcu, da pozdravim, namreč ponavadi se je dogajalo, da so predvečeri razporejeni nekje med Koprom, Snežano in Trstom in so se dogajali istočasno. Letos pa imamo Tržačani naš večer, drugi se dogajajo v prazniku, dovolj daleč, da lahko ohranimo našo publiko. In je zelo veliko veselje, da je letos z nami tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, gospod Dušan Merc. Saluto anche il presidente dell'Associazione degli scrittori sloveni, che organizza il Festival Literario Vilenica, Dušan Merc, che invito a salutarci, a prožeći un breve saluto, ki ga vabim, da nas pozdravi z krajšim nagovorom. Dobar večer. Priznati moram, da pogosto hodim v Trst in da pogosto čutim to moč tega prostora in da se istočasno zavedam tudi, da je to del našega kulturnega prostora. Z veliko težavo govorim, ker imam velik respekt pred intelektualno močjo, ki jo imajo tržaški in primorski Slovenci v Italiji. Tako da bi samo že to je simbolno, da smo na trgu Oberdan in da vsi nedvomno veste, kaj to pomeni v vseh semantičnih zgodovinskih podobah, ki so za nami. Želim si, da bi se ne ponavljalo nič več tistega, kar je bilo in da bomo gledali v bodočnost. Vilenica je slovenski kulturni literarni brend, ki je pokril celo Evropo in je izjemno močan. Dokazuje, da je Ljubljana sposobna prepoznavati v svojem okolju, v evropskem okolju, največje literarne ustvarjalce, ki jih že 35 let vabi na prezentacijo njihovih del. Zelo sem vesel, da je to tudi Trst del tega in da se te vode, ki se pretakajo tukaj zadaj v globinah Krasa, nekako privrejo na dan tudi tukaj. Hvala lepa. Torej, preidimo kar k srži današnjega večera. Z nami Marko Kravos, pesnik, tržačan, urednik, prevajalec, strašen prevajalec, založnik, pisec za otroke in mladino in nadvse radoživ in ironičen preskakovalec katerihkoli mej. Danes je Marko Kravos tudi in med drugim družbeno angažiran, vedno pravzaprav danes predsednik Društva Brane Značka in predsednik skupine 85. No in presenetljivo je, da Vilenica praznuje letos 35. rojstni dan, skupina 85 pa tudi pravzaprav. Tako da bi kar na začetku vprašal, kaj imate skupnega skupino 85 in Vilenica?
Ja, vsekakor je, ker bom v slovenščini. Vsekakor je skupina 85 bil prvi prostor, prvo stičišče med italijanskimi kulturniki, intelektualci, ustvarjalci in slovenskim tukajšnjim ustvarjalno plastjo, razredom so nekateri hoteli ali šolo reči temu. To nepoznavanje drug in tudi ni bilo priložnosti za srečevanje in to je skušala odpraviti skupina 85, grupo Cantacinque, ki je nastala na pobudo sicer našega skladatelja Pavla Panakuja, ampak so k njej pristopili taka imena, kot je Tonica, Maglis, Spacal, potem seveda Rebula in Paho, moja malenkost, ampak tudi znanstvenik del Trsta, humanističnih ved, ali pa tudi taki ljudje, ki so jim je bila recimo ta kultura sožitja nekje v prvem planu in to je bilo res potrebno. Namreč omenjam skupino 85, ker naj poudarim, da je soorganizator današnjega večera, skupaj s Slovenskim klubom, pod pokroviteljstvom kot celoten festival srednjeevropske pobude. Evropa se širi in krči, Quo Vadis je letošnje geslo Vilnice, oziroma za 3 letje Evropa se širi in krči, letošnje specifični podnaslov je pa Quo Vadis. Obračun pravzaprav v prvih 30 letih. E qua passo l'italiano. Lo slogan della Vilnica di quest'anno è l'Europa si allarga e restringe col tempo, Quo Vadis. Ed è una domanda che dobbiamo porci pure noi a Trieste. Anche un intellettuale come Marco Kravos, che ha sempre saltato da una parte all'altra del confine, che ha cercato sempre di superare i confini non solo fisici, ma soprattutto i confini linguistici, letterari. Marco, secondo te, come vedi l'espandersi e il restringersi dell'Europa oggi? Ma è come un essere che respira, una volta ispira e poi deve ogni tanto anche ridurre il suo torace. No, io mi sono sempre posto in Europa, vivevo questa Europa dal mio nascere su questi punti di incontro a Trieste e dintorni. Credevo che l'Europa si realizza soltanto con l'operare con questa nostra, diciamo, DNK culturale. L'Europa esisteva da sempre, era molto più presente forse nel Medioevo che non oggi, dove ci sono istituzioni, ci sono un grande apparato burocratico, però l'Europa culturale, quella produttiva nel senso artistico, esisteva e questo vivevo da sempre questa Europa. Forse logicamente io vivendo qui sul mare sentivo un po' più la presenza degli antichi greci e romani, ma sempre in funzione anche dell'Europa centrale o orientale, anche con la consapevolezza che anche, non so, anche non è soltanto, almeno fino agli Urali, no, ma anche dall'altra parte che l'Europa esiste e si sente a proprio agio anche oltre i limiti del continente. E ci si accorge che l'Europa è presente, è forte, è grande anche quando si va un po' fuori dall'Europa, quando la si vede e ci si sente come europei, per esempio in Cina. Ho avuto la fortuna di essere stato invitato, ma mi hanno invitato perché mi consideravano interessante quale
europeo, ma anche quale triestino, è appartenente di una piccola nazione che qui ha una minoranza. E lì in Cina non hanno esperienze di come far vivere un grande e un piccolo qualcosa, e come compenetrarsi, e come così vivere non solo armonicamente e con un rispetto a vicenda, ma anche in modo produttivo. Ma anche questo non è soltanto, anche nel Sud America, e questo mi sentivo grande proprio veramente come europeo, ma venivo anche invitato e venivo anche apostrofato e sentito come un punto di riferimento, perché a livello globale l'Europa esiste. Sono le cose del Brexit, varie vicissitudini, spaccature, anche cose che non sono proprio stimolanti, che vediamo anche in ultimo periodo, sono cose che fanno parte di un percorso specialmente di queste dirigenze politiche, ma io credo che l'idea dell'Europa sta ancora prendendo forza e avrà una funzione molto responsabile. Lo abbiamo sentito forse anche in questo periodo di crisi con il coronavirus, dove abbiamo avuto veramente queste cose, eventi tragici, incontri, però ci riporta all'esperienza europea nel Medioevo, dove erano le cose di questo genere, queste catastrofi spesso succedevano, e poi si doveva convivere e saper risolvere il problema. Magari poi abbiamo esportato anche qualcosa di negativo, l'aggressività, la nostra fame di sopraffazione, ma ora siamo in un periodo apparentemente di stallo, però io credo che le giovani generazioni sentono questo spazio come loro, e che è anche come spazio produttivo anche per le arti, per la scrittura, per tornare un po' alla Vilenica e a questo. Comunque vedete anche il Vilenica prende sempre più questa sa cadere sulle quattro zampe come ogni buon gatto, e lo sa, no? Praviš, pravzaprav ta svetovljanskost, te popeljali na Kitajsko, v Južno Ameriko, preveden so v 20 jezikih, ne, to je treba tudi povedati. 30, to morda več, se poživajo tudi jeziki. In verjameš pravzaprav to idejo Evrope, ki jo primerjaš z Mačko, oziroma Vilenice in Evrope, in Vilenico primerjaš kot z Mačko, ki pade vedno na 4 noge pravzaprav. In če se povrnemo geografsko, predstav še malo na te aktualnosti, tudi Vilenički, srednjeevropski festival od pojma Srednje Evrope do, kot si že prej omenjal, stičišča Srednje Evrope in Mediterana. Dajmo se ustaviti malo v našem Trstu. Ti si Tržačan, Trst je del tebe, ti si del Trsta. Kako doživljaš to mesto danes, kako si ga doživljal nekoč, predvsem s pogledom na Srednjo Evropo in predvsem s pogledom na Srednjo Slovenijo, na Ljubljano, na to, kar je osrednja kulturna srednja. Lahko bi bil zaradi tudi vse svoje nalojenosti povezane z mojim rojstvom leta 1943 sredi še fašizma, kraljevine, preganjanja in tako bi lahko bil frustriran. Ampak prevladalo je v meni tisto svetlo in mislim, da sem tudi celo svoje življenje skušal soustvarjati klimo, ki se je pomalem odpirala tudi v tem mestu, vsaj po 54. letu
ko je bila meja vsaj nekje določena in potem se je živelo. Jaz sem skušal pač ohranjati normalnost, tako kot bomo morali mi se spet potem navaditi odvleči masko oziroma to omejenost, ki jo nam diktira enkrat diktatura, enkrat kakšna koronavirus, ali drugič kakšna pač, kako bi rekel, nestrpnost v našem okolju. S tem je treba seveda ne samo živeti, ampak živeti na tak način, da se postavljaš kot alternativa. S tem, da ohranjaš pri sebi veselje do življenja in ga budiš okoli sebe, ker mi se vedno samo špegljamo v svojih najbližjem krogu. Moram reči, da tudi sem vedno naletel pri ustvarjalnih krogih v Trstu na ene dobre, ne samo sogovornika, ampak prijatelje, skoraj bi rekel intimne. Seveda nismo si tako konkurenčni, kot z recimo slovenskimi avtorji, zato je težko se z njimi sprejeti, nas vedno še moji pesniški ali pa slikarja, kitara, kolegi italijani, seveda me gledajo tudi kot neko okno v svet, kot neko možnost, da tudi oni, da se ne počutijo v nekem slepem črevu. Seveda potem jim tudi kdaj, če je nemogoče, pomagam do kakšne objave, do kakšnega nastopa. Hvala Bogu, imamo tudi tako občutljivo društvo pisateljev, enaka Slovenski pen, ki spodbuja tudi te naše posredništvo in nam daje veljavo prav v teh premoščanju oziroma tovorjenju soli iz soseščine v osrednji prostor. S tem seveda poživljamo krvni obtok za literaturo in tudi za seveda čisto normalne človeške stike. Če že govorimo o soli, bomo prišli k branju, k pesmi, k literaturi. Vilenica je namreč seveda literarni festival letterario ed è un binomio di letture di prosa e di poesia. Passiamo a una lettura che sarà prima in sloveno e poi saluto qui tra noi, ci fa molto piacere avere anche Fulvio Calzarano che ci proporrà qualche poesia di Marco Caos in lingua italiana. A voi la parola. Poberem, imam navado zviška, da se tudi vidimo in slišimo. Sol na jezik, 3 zrna soli v usta, na jezik in z jezikom preko zob in ustnic. Sol še bližnji smrti podeli okus po ljubezni. Vrzi belo sol v morje, naj se k rodni vodi vrne, naj se ne vzame modrine. Sol se topi, a ne mine. Sale sulla lingua, 3 grani di sale in bocca, sulla lingua, e sfiorare con la lingua denti e labbra. Anche alla devota morte il sale concede gusto d'amore. Getta in mare il bianco sale, rendilo alla madre acqua, che lo impregni del suo blu. Il sale si scioglie e non scompare. Kličem besedo za pričo, kličem moč za molk, kličem sebe iz dna svoje duše v ta neobstojen majski dan. Solze in smeh kličem in zaljubljene vzdihe, naj bom dlan na rami, naj bom češnja v ustih. Roka se je zaprla, nekakšen nič je v pesti.
Roka se je odprla kot usta v zadregi. Kličem palec, kazalec, sredinec, prstanec, mezinec. Kličem in kličem. Rad bi si obliznil prste, pa vemo, da se ne sme več. Testimoni. Convoco il verbo a testimone, convoco il vigore del silenzio, convoco me stesso dal profondo di questo giorno di maggio caduco. Lacrime e riso invoco e il sospiro di passione, che io sia una mano sulla spalla, che io sia una ciliegia tra le labbra, la mano sia rinchiusa, un certo non nulla rimane in pugno, la mano sia aperta come una bocca perplessa. Convoco il pollice, l'indice, richiamo il medio, l'anulare, il mignolo, invoco e chiamo. Vorrei leccarmi ancora le dita. Iglavci, listavci, v ozadju morje in kosove. Veje, vrši v krošnjah, gre in se vrača med veje, po spočetnem vzdihu brezbožne bore razmaje, zajame poganske hraste, veter, mrazi gladino, v mraku spodjeda breg. Zviška z neba se utrinjajo listi, sočutni šumevci, bor v bregu, bos na begu, pred lastnimi iglami. Sivi kamni so sivi kamni. Se morje kdaj reši soli, bor ima iglice v krvi. Latifoglie, soffia, fruscia fra le foglie, passa e ripassa tra i rami, soffia, congeniti da partoriente, scuote i pini miscredenti, avvolge le querce pagane. Il vento, all'imbrunire, raggela lo specchio, corrode la riva. Dall'apice della volta celeste si staccano pie le foglie sonore, il pino sulla china, scalzo in fuga dai suoi aculei scappando. La pietra grigia rimane grigia. Può il mare liberarsi dal sale? Il pino, gli aghi, li ha nel sangue. Fitna pesem. V klet in sod gre, kar bilo je breme trti, kar bilo je včeraj dež in znoj in prst. Treba je pred rodnim soncem skriti v mrak, v mir, v hlad. Potem šele oživi, ime dobi, v kozarcu zadiha, diši. Spet komu prevzame srce omahljivo, v nov krog zvabi razposajeno telo. Vino. Vino so davni Iliri si v grob dajali. Meni je z njim že na tem svetu lepo. Il canto della ribagione. In cantina e nella botte va messo ciò che è stato il fardello della vite, ciò che ieri era pioggia, sudore, terra, al riparo ammesso dal sole paterno, al buio, pace, freddo. Poi riprende vita, riceve un nome, nel calice respira e profuma. Chi già si è perso l'animo rincuora, seduce in un nuovo giro il corpo brioso, il vino. Gli antichi illiri se lo portavano fin giù in tomba. Io invece col vino sto bene già quassù. E ora?
Zdaj pa, ko lahko poslušamo tako lepe pesmi, literarne stvaritve, se spomniti verjetno tudi na tiste osebe, ki so jih prevedli. Med temi bi izpostavil predvsem Darjo Betocchi, prijateljico in nekoč predsednico Slovenskega kluba. Va detto che quando possiamo ascoltare queste poesie così belle va ricordato anche che qualcuno le ha tradotte e tra le varie mi piace mandare un saluto a Dario Betocchi, già presidente del Slovenski Club, una grande amica del Slovenski Club. E desidero anche appunto, avete tutti quanti il pieghevole con le poesie, ce n'è di più di quante ne leggiamo oggi, con anche appunto scritto chi le ha tradotte. Mám to si tudi zročke, na katerih so pesmi in navedeni tudi prevajalci seveda. Ampak jaz bi nadaljeval s pogovorom in bi prešel malo k literaturi. Oziroma bi izhajal pa še vedno iz kozmopolitskosti Marka Krausa. Parlerei ancora un po' del tuo cosmopolitismo, ampak v smeri književnosti. Posebnost, kot smo že rekli, stičišče Mediterana in Srednje Evrope. Ampak tvojo poetiko sestavlja tudi velika radoživost bivanja, morove igrice smo slišali, sol, morje in vprašanje identitete z ironijo. Kako se razvija ta tvoja poetika? Kje najdeš navdih za njo in kaj vpliva na te? Kako diham, tako tudi kdaj pišem. Upam, da ne bom tako veliko napisal, kolikor bom nadihal vse tega življenja. In tako kot sem zdaj s tem odgovorom ostal na eni strani v zadregi, kako odgovoriti to, in po drugi strani tudi to en moj modus vivendi. Ne pišem nikoli iz neke volje po tem, da bo ostalo nekaj zapisano, ampak mi predstavlja način življenja, način gledanja in doživljanja sebe v prostoru, s pogledom nazaj, s pogledom v kozmos ali pa daleč preko lastnih vnukov in pravnukov. Želim se pač udomačiti in udomiti v tem prostoru. In torej se pravi, da mi je vsak trenutek in vsak dan tudi, kako bi rekel, položen kot taka priložnost za to, da ga predstavim v poezijo. Poezija je samo nekaj, kar lebdi, kar mi vsi dihamo, po drugi strani je potrebna seveda, da se jo zajame kot v čašo. Zato je tudi ta pitna pesem nastala, ker tudi tako se tudi v temi zoreva kot vino tudi poezija in seveda potem mora pač dobiti svojo obliko v kozarcu, mora dobiti tudi seveda svoj smisel v grlu ali pa na jeziku tistega, ki jo potrebuje. In to je seveda ne avtor, ampak pišem vedno tudi s tem, da me nekdo potem vzame v obzir. In zato tudi migam seveda na svoj besedovalni način. Ti si me spraševal tudi glede tega optimizma, smeha, igrivosti. To je gotovo tudi res, prepoznavajo pač literarna zgodovina, kritika, ampak po drugi strani je tudi moja, bi rekel, priložnost, refleks, da potegnem ven svoje orodja, svoje orožja v literaturi, ki so potrebna slovenskemu prostoru, slovenski literaturi. Ne moram reči, da sem edini, ki goji nasmeh v poeziji, jih imam tudi med svojimi sodobniki in prijatelji, take od Koroškega Janja Osvelta do Milana Jesiha, do Ervina Frica, če hočete, lahko je Tone Partlič v Mariboru, če kdaj bo eden še iz proznega območja. To so mi vsi dragi ljudje, ampak vedel sem, da je ob vsem tem, kako bi rekel, rahlem besedovanju, tako poskočnem besedovanju tudi potrebno
tudi registrirati v slovensko srednjo literarno, kako bi rekel, polje, izpostaviti tudi ta mediteransko tradicijo. Torej, tudi, če hočete, tudi igrivost ali pa erotičnost v Kosovelu, ali Keteju že pred Kosovelom, ali tukaj tudi so bili še drugi, tam na Goriškem je bil ta sloviti, kako se tiče, Ivan Rop, no. In take so te stvari, sem mi rekel, to je treba poprijeti. Ne moramo biti vsi samo pahori in rebule, mora biti tudi eden Marko Kravovski, žene tudi ta drugi, tak manj, kako bi rekel, manj zaskrbljen obraz mora držati tudi to dimenzijo v literaturi in s tem tudi uveljavljati tradicijo, ampak tudi seveda zdajšnji položaj Primorske in Mediterana v slovenskem, na slovenski fizionomiji. Si nas prepričal še, da kliše solzno dolinjenja ne velja pravzaprav skoraj. No. Da v Cankarju? Ja, pač velja kliše, da včasih se malo posmehujemo na tem, da se vse književno stres mogoče malo žalostne, ampak zdaj si nas pa prepričal, da ne državi. Najbolj mi je šokiralo, zdaj vam povem tudi tako, ko sem pogledal, se učil tudi v šoli italijansko literaturo in ko sem jaz zahajal v višjo srednjo šolo, je prevladovalo tudi v pristopih k sodobni italijanski poeziji ali pa literaturi, to, da ni prava, ni globoka, ni težka literatura, taka obstojna literatura, če ne izpoveduje il mal di vivere. Se rekel, Madonna, kaj, zdaj bom jaz celo življenje povedal samo il mal di vivere, ne, sem rekel, jaz sem za to, da bom živel z guštom. Lepo. Passiamo all'italiano, voltiamo pagina, parliamo appunto del tradurre, tradire. Tu hai tradotto anche molto, hai tradotto anche tuoi colleghi poeti, ma soprattutto mi sembra interessante la tua scelta di tradurre Il mio caso di Scipio Sdata, appunto per confermare che il confine fisico, mentale, linguistico, etnico si può saltare da una parte all'altra senza particolari problemi, farsi promotori di una letteratura di due nazioni diverse proprio per primi. Sì, era questo Scipio Zlata di nome Scipio, ma Zlata di origini slovene, da Tolmin, dintorni, così, era un irredentista. Però da sempre qui si conviveva rispettando e sperando di essere rispettati anche ognuno nel suo irredentismo o revanchismo o insomma nel suo affetto. No? Qui si parla di affetti che sono più o meno poi vanno bruciati o bruciano le cose. E in questo senso mi affascinava Zlata per come cantore del Carso, era il primo che ha messo in letteratura la cosa che mi è anche cara, le due, una è il mare e l'altra l'onda carsica, la pietra. Ecco, lui era prima di Srećko Kosovel, 10 anni prima, scriveva delle cose veramente di un livello anche letterario, poetico molto importante. Così che mi sono andato anche un po' diciamo, mi sono preso questo irredentista italiano e l'ho fatto sloveno tramite questa mia traduzione, addirittura rifatta non so quanti anni più tardi, una trentina d'anni più tardi, di nuovo rifatta proprio anche perché poi in una lingua logicamente d'oggi
funziona ancora meglio che non nella sua lingua ora, a 100 e tanti anni da quando è stato scritto il mio Carso, ma è il mio Carso anche, no? Per dirla anche così paroliare. Ma comunque, oltre a questo, quando scriveva il mio Carso era anche, come si dice, la scelta del linguaggio era veramente un po' una provocazione per la lingua del Monti o non so di Pascoli o qualcosa, di Carducci, fare una letteratura un po' rozza, volutamente un po' legata a questo Carso, a questi linguaggio della gente comune, era un grosso passo nella letteratura. Ecco, era anche poi, oltre a Zataper, poi mi sono dedicato specialmente a tradurre in sloveno anche i poeti che usano i dialetti o le lingue minori, le altre lingue italiane, di ceppo italiano, ma anche del ceppo sloveno, come dal resiano o dal veneciano o dalle parlate dell'Istria. Però logicamente ho dovuto affrontare Claudio Grisancic, grande amico, Ugo Pieri, ma anche Amedeo Giacomini, grande amico anche. Quelli del Friuli sono magnanimi e grandi, e con questa loro espressione nella lingua madre vera, perché era sempre tramandata dalle donne il dialetto della lingua viva, no? Questo mi ha affascinato e credo che sono anche le cose espresse in questa maniera veramente vengono dal cuore, vengono da lontano e non mirano al successo vasto e così. Per questo anche come le cose in poesia messe un po' in disparte mi provocavano anche per poi farle diciamo funzionare oltre i confini linguistici o anche di paese. Leggiamo ancora un po' di poesie. Sì, forse aggiungo questo, che in questo round in italiano ce ne sarà qualcuno di più. Io leggerò tutte e tre riviste e poi anche tutto bom prebral 3 svoje te kratke iz zadnjega obdobja in potem bo naš interpret v italijanščini prebral to, da se bom povzdegal. Svet je vse nižji, daleč nekje se kadi. Vstajajo megle, so se gore sesedle. Svet je vse nižji, od tu in tam se kadi. Lega mrak, brli jutro čez rosno polje. Svet je vse nižji, kadi se bliže in bliže. Svet se kazi. Ne, nič ni z očmi narobe. To je nižavje. To je izpisano v zadnjo besedo. Potem imam še to. Gosti se sivina v pasovi. Ohranja morje sledove ribje jate ob selitvi. Morda zapisuje veter med vale, beg vseh živih na nove obale. In kam z mrtvimi, z nemim molkom v globini, z završki v svinčenem morju. In spodaj pod pesmijo je napisano ne mi, ali pa ne mi, obnemeli.
Tretja je malo bolj zabeljena. Bolj so kratki dnevi, bolj je v slepem kotu lepo. Iza sive podlage sije sonce s plešo. V krogu, v mrtvaškem plesu, triada. Zlati osu, zlato tele in Evropa, krava. Na drevesu spoznanja rase, banana. In to je lepi kot. Ricominciare. Chi parte forse vuole ricominciare da un'altra parte, lontano o vicino. Chi resta sfarfalla e campa se il mondo fosse un giardino fiorito. Chi se ne va rimarrà ancora solo. Chi arriva per sempre sarà quello nuovo. Una perla. Accogli una perla nella tua mente, una perla come pensiero. Chissà chi mai accoglierà te quando vita o morte le tue carte spariglia. Chissà in quale forma ti forgerà quando sarai tra le valve della sua conchiglia. Poesia. Ogni astro cela una storia, una poesia, incanto di fantasia, purezza di numero primo, principio, centro, chiusa in punta di fuso, stame, rimate trame, metro, punto d'ago, favo di canto, motto, tradizione d'atta misura, meno ambage, scabra scrittura, fermento, gemmante silenzio. Poesia. No, letošnja Viljenica sicer je razpeta med dvema mejnikoma, se pravi 35. rojstnim dnem in hkrati zaradi globalne krize, ki nas je vseh zaprla pravzaprav na svojih domovih tam nekje na začetku pomladi. Marko, kako si preživel te karantenske dneve? Ja, kot vsi smo bili malo omotični in smo samo se čudili, kako se nenadoma zložujejo tiste stvari, ki so atribut nekega človeškega in individualnega življenja in dostojanstva človeka. To so seveda šokantne zadeve, ampak marsikdaj, celo v zdajšnjih časih se dogaja križa po svetu, ne samo epidemija, ne samo te, bi rekel, administrativne, zdravstvene direktive in, kako bi rekel, osamitve ali pa ovire pri mejah, pri prehodu že iz doma, ampak tudi drugače so bile vedno nekje ne take katastrofe. Predvsem, če pomislimo samo Sarajevo v času obleganja, in to je bilo 25-30 let nazaj. Se pravi, da to sem se uživljal, ko sem prebiral tudi pričevanja prijatelja Josipa Ostja, takrat o sami. In seveda sem v tem času odkrival svojo knjižnico, knjige, ki sem jih kupil, sem jih nameraval brati, sem jih pozabil brati. Ali pa sem prebiral knjige, ki sem jih prebral že 3-krat in sem jih šel v enem posebnem razpoloženju, ali pa s posebno modrostjo, starostjo, če hočete, spet prebirati in odkrival, kako je velik svet tudi znotraj 4 sten, če si ga znaš
opremiti z stvarmi, ki te zanimajo. Lahko so pa tudi seveda prebiral knjigo in si še poslušal na tretjem programu kakšno klasično muziko, tako da sem stvari tako. Seveda ne bi bil Slovenec v Trstu, če ne bi seveda takoj začel urejati in rit po vrtu in se ukvarjati s temi rastlinami, ki so mi bile dosegljive. In tiste so prve začutile moj nemir in mojo kreativnost. Včasih sem jih tudi preveč postrigel, ampak naj trpijo tudi one, če ti človek. To je, ampak ne, zdaj so spet bujne, se hitreje kot ljudje sprijaznijo z prevelikimi, bi rekel, posegi v njihovo intimno bitje. Torej, tako, to je to, kar sem živel. Seveda, nenadoma sem imel tudi veliko časa. Časa, ki bi ga lahko usmeril proti samemu sebi in se začel praskati po trebuhu ali pa po glavi, po duši, po srcu, se kesati ali kaj takega, ampak čas mi je zdaj prav prišel in sem veliko stvari opravil, ki sem jih odlagal, sem rekel, še ta drobiž pospravim, še tisto uradno zadevo, še ta nastop in tako. Medtem ko tam v teh 3 mesecih seveda sem napisal, sem prevedel kaj, sem uredil, sem se zbral in z občutkom tudi se ubesedil, tako naj to rečem. In seveda se zavedal tudi svoje dolžnosti in funkcij, če hočete. Ko sem prebiral svojo knjižnico, sem se nenadoma zavedal, kako je kaj s temi ljudmi, ki na Slovenskem pač se razdajajo za to, da bi se bralna kultura ohranjala, razvijala, da bi v takih primerih tudi reševala življenja, reševala tudi radoživost otrok ali pa starčkov, in bi si potem seveda tudi te socialne vezi se vzpostavile. Se mi je zdelo to zelo pomembno za človeka današnjega časa, v tem, bi rekel, pandemičnem času, ampak seveda tudi zato, da enostavno izpričamo moč, če hočete besede, slovenske literature, da presega vse meje in omejitve in na videz tako, kako bi rekel, to včasih nekateri so zadirčno reagirali na to tesnobo. Jaz sem pač rekel, bom pisal poslanico. Najprej je nastala ena, potem sem rekel, ja ne, to je prvi zlog od tega. In tako sem pisal skozi 2 meseca in pol, tega najhujšega, v najhujši osamitvi, tudi to zadnjo knjigo, ki jo imate tudi tukaj, knjižico, zbirko, ki ni, pravijo, da je zbirka poetičnih tekstov, jaz pravim, da je to stvar, knjižica v zlogih, se pravi zloženka. Je seveda veliko poetičnega noter, ampak poetično je lahko tudi na lepem krožniku ob mizi in se tudi tisto estetsko užitek ustvari na ta način. No, ampak tukaj sem preko teh internetnih elektronskih medijev so se te poslanice, teh 12 zlogov se je oglašalo in povezovalo 7000, koliko jih je, teh recimo, ki so pri barvni znački pač zanosno zraven in so se počutili sami in tudi brez tega občinstva, na katerega so prenašali to svojo ljubezen do bralne kulture, bralne pismenosti, rečejo danes. Teh je pa 140 000. Se pravi, da sem se nenadoma tudi kot osamljenec in tako kot nek menih zaprt v celico, sem se pa počutil tudi odgovornega in pomembnega. In to seveda to, ko sem napisal, smo takoj začutili tudi
kako so ljudje potrebni. Besede v takih časih. Beseda je res nekaj neverjetno energetskega na eni strani, nekaj intimnega in tukaj je marsikaj takega, ampak jaz ne bi opisoval tudi zato, ker je opremljeno z mičnimi ilustracijami prijatelja Klavdija Palčiča. To so seveda poudarjeno erotične figure z tako ležerno izrisane z tem njegovim flomastrom, ne vem kako je to risal, ampak tukaj so se lepo ujele s tem mojo željo, da z nekim erosom do besede in erosom do ljudi, ki so prisiljeni v osami živeti, da to prenesem neko pozitivno energijo. Jaz ne bi tej več govoril o tej stvari, kaj čemu bi kaj prebral. Bi pa te še prej vprašal, v izročkih so tudi angliški in italijanski, kako diciamo in italiano? Sì, questa mia epistola sarebbe come l'epistole ex conto, no? Era un periodo anche infelice, queste restrizioni, queste chiusure non solo dei confini ma anche degli spazi privati. Eravamo obbligati a non andare fuori nemmeno per i 100 metri o 200 metri se non era per portare l'immondizia o il cane a spasso. Erano tempi da cani. Ma io ho fatto queste epistole in 12 componimenti e hanno cominciato a essere frequentate, cioè lette specialmente dagli appartenenti, posso dire, o associati a questa organizzazione a cui anche sono presidente in questi ultimi 2 anni. Questo è il badge di lettura e che sono almeno 7.000 animatori, autori, editori che si dedicano a promuovere lettura tra i giovani ma anche nelle fasce deboli della società, anche tra gli anziani e nei tempi odierni anche di provare a queste letture far leggere insieme in dei club o degli ambienti di lettura tra le generazioni estreme, tra i più piccoli con i più anziani, tutti e due poi hanno tanto profitto. Sono 7.000 questi animatori in Slovenia, anche dalla nostra, qui in Italia, tra gli sloveni in Italia è molto così conosciuta e con successo svolge la sua funzione. Questi značka, brana značka, e poi coinvolge per 140.000 lettori ogni anno, così, con delle premiazioni, stimolazioni, ma anche con i suggerimenti per leggere sempre più profondamente, intensamente e fare di questo una camicia di uomo felice. Žal, če ima kdo od danes naseka veliko, eno kakšno vprašanje za našega gosta. Passata un'ora, chiedo se qualcuno ha qualche domanda per il nostro ospite. Nobenega vprašanja. In torej bi jaz počasi zaključil. Prvi vrsti bi se zahvalil. Danes je moral biti z nami Simon Kastelis, najavili smo ga akademski slikar, ampak zaradi višje sile mu ni uspelo, ampak je vseeno pripravil eno tako inštalacijo, zanimiv portret današnjega gosta, ki si ga lahko gledate, ker je tukaj. Ringrazio Simon Castelli per essere con noi, ma non ha potuto essere per causa di forza maggiore, ma ha comunque preparato, ha comunque dipinto un ritratto tutto speciale di Marco Kraus che potete vedere appena finisce la serata. Ringrazio
Fulvio Falzarano, che ci ha invitato la serata anche con la lettura in italiano, zahvaljujem Fulvio Falzarano, zahvaljujem se našim gostom, zelo vesel sem, da ste prišli iz Ljubljane. Ringrazio nas ospiti da Ljubljana in predvsem pa dovolite mi osebno pa zahvalo oziroma pozdrav Nani Lovrin in njenim krasnim sodelavkam, ki so prave mašine Vilnice. In nenazadnje pa največja zahvala seveda današnjemu gostu Marku Krausu, umetniku besede, umetniku ljubezni, umetniku življenja in veselemu, radoživemu, ironičnemu in nasmejanemu preskakovalcu meji. Hvala, Marko.